Eder. Mech. Pallister. Martedì prossimo segnerà una tappa cruciale nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovic, la 63enne triestina ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, avvolta in sacchi neri e con la testa infilata in 2 sacchetti di plastica. Il pubblico ministero Ilaria Lozzi, titolare del fascicolo d'inchiesta che ha recentemente subito una svolta, con l'iscrizione nel registro degli indagati del marito Sebastiano Visintin per omicidio, conferirà formalmente un nuovo incarico per accertamenti tecnici irripetibili a un team di esperti di altissimo livello. I professionisti designati per questo supplemento di indagine sono l'antropologa forense Cristina Cattaneo, i medici legali Stefano Tambuzzi ed Elena Pilli, il maresciallo dei RIS Rosario Casamassima e l'esperto di merceologia e impronte digitali Oscar Ghizzoni. Si tratta di un'integrazione alla già dettagliata consulenza medico-legale redatta nei mesi scorsi dal team della professoressa Cattaneo, la cui firma compariva insieme a quelle di Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e dell'entomologo Stefano Vanin. Gli accertamenti avranno natura medico-legale, genetica e merceologica e, data la loro irripetibilità, potranno assistere anche i consulenti tecnici di parte. In particolare saranno ammessi quelli nominati dalla difesa di Visintin, nonché i periti scelti dalle persone offese nel procedimento: Sergio Resinovic, fratello della vittima, la nipote Veronica e la cugina Silvia Radin. Tutti i consulenti potranno partecipare alla fase di conferimento dell'incarico in programma martedì 20 maggio, nonché ai successivi accertamenti, con facoltà di proporre osservazioni e sollevare riserve sui metodi utilizzati. Al momento, l'atto di notifica alle parti non riporta l'elenco dettagliato degli accertamenti previsti. Essi verranno formalizzati nel quesito tecnico contenuto nel provvedimento di conferimento dell'incarico. Tuttavia, è possibile farsi un'idea abbastanza precisa della direzione che prenderanno le analisi, osservando il profilo e le competenze dei consulenti scelti dal magistrato. Cristina Cattaneo, direttrice del Labanov, laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università di Milano, è tra i massimi esperti italiani in materia. La sua equipe ha spesso operato in scenari complessi, tra cui le identificazioni delle vittime di stragi, disastri naturali o casi irrisolti di cronaca nera. È già autrice, insieme a Tambuzzi e Leone, della precedente relazione medico-legale sul corpo di Liliana. In quella sede erano stati proposti alcuni approfondimenti genetici da svolgere mediante le più recenti tecnologie di sequenziamento del DNA, in particolare la tecnica NGS, Next Generation Sequencing, in grado di analizzare anche materiali biologici fortemente degradati. Tali analisi verranno applicate ai frammenti piliferi rinvenuti sugli indumenti della donna, sui sacchetti che avvolgevano il capo e nella zona pubica. Oltre ai nuovi reperti, saranno rianalizzati con la stessa metodologia anche i capelli già esaminati nella prima fase dell'inchiesta, con l'obiettivo di ottenere profili genetici più completi e affidabili. Un ruolo determinante in questo contesto sarà svolto da Elena Pilli, docente di antropologia forense presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze. La Pilli è specializzata proprio nell'estrazione e nella caratterizzazione molecolare del DNA da reperti deteriorati. È nota anche per la sua lunga attività nell'identificazione dei fucilati delle fosse ardeatine e per il contributo fornito in casi di rilevanza nazionale come quelli di Yara Gambirasio, Serena Mollicone, Melania Rea ed Elisa Claps. Recentemente, nel 2023, aveva ricevuto un incarico dal GIP Luigi Dainotti per analizzare 10 reperti nel cold case Una Bomber. La sua collaborazione con Cattaneo è collaudata da anni. Un ulteriore contributo tecnico arriverà da Oscar Ghizzoni, ufficiale in congedo dei RIS di Roma e Parma, ora titolare di una società di consulenza privata, GSC. Laureato in chimica, Ghizzoni è esperto di tossicologia, balistica, esplosivi, impronte digitali e soprattutto merceologia. Queste ultime 2 competenze saranno centrali per le verifiche su materiali e compatibilità fisiche nel caso Resinovic. Tra gli accertamenti possibili, la verifica della compatibilità tra i guanti sequestrati a casa di Visintin e l'impronta rilevata su uno dei sacchi neri. L'analisi comparativa tra il cordino trovato al collo della vittima e le matasse di spago consegnate da Visintin alla squadra mobile. E ancora, il confronto tra un filamento giallo rinvenuto sul polsino sinistro della maglia di Liliana
e il maglione dello stesso colore sequestrato al marito. Il maresciallo Rosario Casamassima, attualmente in forza ai RIS di Roma, vanta una lunga esperienza nelle analisi microscopiche e chimiche. Fu lui, nei primi anni 2000, a condurre le indagini scientifiche sui nastri che avvolgevano il cranio di Serena Mollicone, la giovane di Arce, uccisa nel 2001. Il suo ruolo sarà probabilmente decisivo per eventuali riscontri sulla dinamica di compressione e contenzione del corpo di Liliana. Curiosamente, tra i consulenti incaricati non figura alcun radiologo forense, dettaglio che potrebbe indicare che, almeno per il momento, la procura non intenda approfondire ulteriormente la controversa lesione alla vertebra toracica riscontrata nel corso del secondo esame autoptico. Su questa frattura si è recentemente acceso un intenso dibattito tra i consulenti di parte, con interpretazioni divergenti sul fatto che possa essere compatibile con un trauma perimortale o piuttosto con un danno post-mortem. Per conoscere nel dettaglio il contenuto dei nuovi accertamenti sarà comunque necessario attendere martedì 20 maggio, data in cui verrà conferito l'incarico ufficiale. Quel giorno, nel corso di un'udienza riservata a tutte le parti processuali, il pubblico ministero Lozzi illustrerà formalmente i quesiti tecnici e definirà le modalità operative con cui ciascun consulente dovrà svolgere le proprie analisi. A quel punto, il lavoro degli esperti potrà entrare nel vivo, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dei più intricati nodi ancora irrisolti nella morte, ad oggi senza colpevoli certi, di Liliana Resinovic. Il 15 maggio 2025 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, 45 anni, reo confesso dell'omicidio dell'ex compagna Carol Maltesi, uccisa l'11 gennaio 2022 nella sua abitazione di Rescaldina, in provincia di Milano. I giudici hanno ritenuto sussistente e prevalente l'aggravante della premeditazione, rigettando la tesi difensiva che puntava a una riduzione della pena in virtù delle attenuanti generiche. L'ergastolo, dunque, è stato reso definitivo dopo un lungo iter giudiziario che ha attraversato 3 gradi di giudizio, compreso un rinvio da parte della Corte di Cassazione. In primo grado Fontana era stato condannato a 30 anni dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio, che aveva escluso le aggravanti della crudeltà, dei futili motivi e della premeditazione. Una sentenza che aveva suscitato reazioni contrastanti, soprattutto tra i familiari della vittima, che avevano definito quella pena troppo lieve. In appello, la Corte d'Assise di Milano aveva riformato la decisione, disponendo l'ergastolo. Tuttavia, nel settembre 2024, la Corte di Cassazione aveva annullato parzialmente la sentenza, ordinando un nuovo processo d'appello limitatamente alla valutazione dell'aggravante della premeditazione. Il nuovo giudizio si è chiuso ora con la conferma dell'ergastolo. I giudici hanno escluso il periodo di isolamento diurno, ma hanno confermato che l'omicidio fu pianificato, escludendo l'ipotesi dell'impulso improvviso. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 60 giorni. Secondo quanto ricostruito in aula, Carol Maltesi, madre di un bambino e nota per i suoi contenuti sulla piattaforma OnlyFans, si era recata quella mattina a casa di Fontana per girare un video a sfondo erotico. Durante le riprese in cui era prevista una simulazione di bondage, l'uomo l'aveva colpita con almeno 13 martellate alla testa, per poi tagliarle la gola con un coltello da cucina. Dopo l'omicidio, Fontana aveva conservato il corpo della giovane in un congelatore che aveva acquistato appositamente, lo aveva smembrato e aveva cercato di bruciarne i resti in un barbecue, senza successo. Nei giorni successivi aveva trasportato i resti in alcune valigie e li aveva abbandonati in un dirupo in Val Camonica, tra le montagne della provincia di Brescia. Il suo arresto era avvenuto il 4 marzo 2022, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo da parte di un passante. A incastrarlo furono le celle telefoniche e i tabulati, ma soprattutto le incongruenze nel suo racconto, che crollò definitivamente quando confessò tutto, descrivendo con freddezza le fasi del delitto e del successivo tentativo di occultamento. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica, non solo per la brutalità del gesto, ma anche per la lucidità con cui Fontana ha gestito i giorni successivi al delitto, rispondendo ai messaggi che arrivavano sul telefono della vittima fingendo che fosse ancora viva e proseguendo la sua routine quotidiana come se nulla fosse accaduto.
Dopo la lettura della sentenza, la zia di Carol Maltesi ha espresso il proprio sollievo dichiarando: «Spero che adesso sia finita e che Carol possa riposare in pace». La decisione della Corte ha messo fine a oltre 3 anni di attesa per i familiari della vittima, che si sono battuti perché venisse riconosciuta la premeditazione e venisse inflitta la pena massima. Il caso ha anche riacceso il dibattito sul femminicidio e sulla necessità di interventi più decisi da parte dello Stato per tutelare le donne da relazioni tossiche e violente, anche quando non emergono segnali evidenti prima dell'esplosione della violenza. Con la conferma dell'ergastolo, la giustizia ha dunque scritto l'ultima parola su uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.